Un nuovo progetto per la piscina del Lido di Chiavari sarà predisposto nel corso dell'anno inizio lavori 2020, l'annuncio del sindaco Marco Di Capua. Chiude in pareggio il bilancio di amministrazione dell'Istituto Torriglia di Chiavari per il 2018, azzerato il disavanzo per la gestione ordinaria, pausa di riflessione con il Comune per il progetto dell'ampliamento. Inizieranno a breve sulla spiaggia di Renà a Sestri Levante i lavori per risistemare il terrapieno danneggiato dalla mareggiata. La voragine che si è aperta sotto la strada è stata riempita. Vivere l'incontro con la persona di Gesù è l'esperienza vissuta dai pellegrini che hanno trascorso i giorni di Natale in Terra Santa. Le loro testimonianze nei nostri telegiornali. L'atmosfera di Betlemme ai tempi della nascita di Gesù ricreata a San Sottornino di Moneglia. In scena nelle vie del borgo il presepe vivente con gli antichi mestieri e i figuranti in costume. La Chiavari Nuoto scende in vasca domani per il primo impegno del campionato di pallanuoto di Serie B. Per l'allenatore Andrea Pisano una squadra giovane di grandi potenzialità. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Nel 2019 sarà predisposto il nuovo progetto definitivo per la piscina del Lido a Chiavari. Lo ha annunciato il sindaco. Sarà un impianto scoperto ad uso estivo di 50 metri, ma saranno coinvolte nella progettazione anche le società sportive, in primis la Proscogli di Canoa Polo. Sentiamo. Entro il 2019 sarà pronto il progetto definitivo ed esecutivo per la nuova piscina del Lido a Chiavari, dopo circa 15 anni di contenzioso amministrativo e la presentazione da parte di privati di un progetto poi accantonato, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere con fondi propri. Essendo nella piena disponibilità dell'area, il Comune metterà a gara la predisposizione di un progetto per riqualificare l'intera zona, con la realizzazione di una piscina di 50 metri scoperta per uso estivo. È intenzione dell'amministrazione comunale finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva, vale a dire quindi una progettazione che poi possa essere mandata in gara all'opera pubblica nell'anno 2019. È un sogno che ho nel cassetto. Il sindaco ha ufficializzato la scelta nel corso della presentazione della squadra 2019 della Chiavari Nuoto e oggi il presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba ha confermato che le società sportive saranno coinvolte nella progettazione perché non si può non tenere conto della presenza a Chiavari della plurititolata Proscogli di Canoa Polo e della Chiavari Nuoto che gestisce la piscina di Largo Pessagno, struttura con la quale la nuova piscina del Lido non andrà a scontrarsi perché è destinata ad usi diversi. Se nel 2019 il progetto sarà effettivamente completato, come è nei piani dell'amministrazione, nel 2020 potrebbero iniziare i lavori. Quella che noi ipotizziamo è una piscina olimpionica scoperta con un uso di 4-5 mesi all'anno, che non è in alternativa alla piscina del centro che viene gestita ed ha numeri molto importanti, ma una piscina abbinata a uno dei più bei stabilimenti balneari che abbiamo a Chiavari, che è lo stabilimento del Lido, e dove sono cresciute generazioni di chiavaresi, dove si possono ipotizzare eventi sportivi di livello per portare a Chiavari molte persone, molte famiglie e molti turisti. È un sogno nel cassetto che però contiamo di poter realizzare. Restiamo a Chiavari. In un anno siamo riusciti a rientrare dal disavanzo per la spesa ordinaria. Restano criticità per la gestione delle spese straordinarie, ma siamo convinti di aver svolto un lavoro importante per dare un futuro a questa realtà. Sono le parole del presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Torriglia, che questa mattina ha tracciato il bilancio di un anno di lavoro dall'insegnamento. Pausa di riflessione insieme al Comune sul progetto di ampliamento. Sentiamo. Il progetto di ampliamento della struttura rimane sul tavolo, ma non nell'immediato futuro. Per portarlo avanti occorre un piano finanziario sostenibile e per questo l'amministrazione comunale di Chiavari concorda con il consiglio di amministrazione della fondazione. Sono le parole del sindaco Marco Di Capua, intervenuto in occasione della presentazione del bilancio del Torriglia, la casa di riposo che sorge nell'area di Preli. E saranno proprio le aree adiacenti all'edificio, una delle zone nelle quali andrà a intervenire il nuovo PUC in fase di approvazione, a dare maggiore slancio al progetto. Ne è convinto
convinto il primo cittadino di Chiavari e lo stesso presidente della Fondazione Monteverde. Nei mesi scorsi non sono mancate le tensioni tra i due, con le richieste di dimissioni più volte avanzate. Oggi una stretta di mano tra i due ha preceduto la presentazione dei dati del bilancio ad un anno dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, e nella quale è stato annunciato il ripiano del disavanzo per la gestione ordinaria e si è ovviamente parlato del futuro dell'istituto. Certo, la casa di riposo, prima di poter dare soddisfazione attraverso anche un ampliamento della struttura, bisogna che agisca con molta diligenza sotto il profilo della gestione del patrimonio, cioè non faccia scelte che possono compromettere il patrimonio della fondazione e quindi usare la massima diligenza in questo. Quindi io credo che riacquistando un po' di serenità anche nella valutazione di tutti questi aspetti, che sono aspetti delicati, si possa riuscire a ottenere un risultato che sia di comune interesse. Per fare fronte alle spese straordinarie, la Fondazione ha acceso un mutuo di 500.000 euro a cui riuscirà a fare fronte nei prossimi anni. 62 ad oggi gli ospiti della casa di riposo, numero massimo per la struttura, che a breve metterà in funzione altre 3 stanze per nuovi 8 posti. 7 invece gli anziani che sono alloggiati nella vicina comunità alloggio. Quasi una trentina invece gli operatori che lavorano nella realtà, che nell'ultimo anno ha puntato sempre di più sulla qualità dell'assistenza e nel coinvolgere le persone in attività all'interno e all'esterno della struttura. Il direttore sanitario, che ringrazio, la dottoressa Cecilia Gallo, ha dato penso una bella svolta proprio sotto il profilo anche di innovazione per quanto riguarda il servizio di animazione. E si è svolto in comune a Chiavari un incontro tra il direttore sociosanitario dell'ASL 4, Cristina Giordano, l'amministrazione comunale e il presidente della conferenza dei sindaci del Tigullio Giuseppe Corticelli e la dirigente Maura Meschi. L'obiettivo è rafforzare la rete sociosanitaria sul territorio, in particolare le modalità operative per i servizi sociali e il rafforzamento dell'integrazione tra ospedale e territorio. Le parti si rincontreranno nuovamente il prossimo 21 di febbraio. E dal 1 di febbraio invece il servizio di nettezza urbana per i comuni di Rapallo e Zoagli sarà ufficialmente gestito da Aprica SPA. Determinante è stato l'esito della sentenza del Consiglio di Stato giunta questa mattina. 3 le principali novità previste dal nuovo appalto, con l'obiettivo principale di ridurre la produzione dei rifiuti. Seconda novità, un'attenzione particolare allo spazzamento con modalità e mezzi innovativi. Particolare attenzione sarà poi riservata alla comunicazione con i cittadini, con aggiornamenti costanti tramite i vari canali disponibili, inclusi app e social network. Lunedì 14 gennaio alle 21 nella sede dei volontari del soccorso di Sant'Anna è prevista una riunione tra i responsabili di Aprica, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i referenti dei comitati di quartiere, comitati frazionali, sestieri rapallesi e pubbliche assistenze. Restiamo a Rapallo. Massimiliano Colombini ha assunto la carica di presidente pro tempore dell'Ascom Confcommercio di Rapallo. Ad annunciarlo lo stesso ente con un comunicato nel quale si ringrazia la presidente uscente Loriana Rainusso, che avrebbe favorito l'avvicendamento al vertice della delegazione rapallese rinunciando alla carica. Colombi avrà il compito di avviare il percorso volto a rinnovare le cariche sociali entro il mese di febbraio. Il Consiglio ha chiesto a Loriana Rainusso di continuare a collaborare fattivamente all'interno del Consiglio con il compito specifico della raccolta fondi iniziata a causa degli eventi calamitosi e alla mareggiata. E proseguono nei comuni del Levante, colpiti dalla mareggiata, i lavori per sistemare almeno le zone dove è più urgente intervenire. A Sestre Levante sono stati affidati i lavori per sistemare il terrapieno di Renà, che il mare ha danneggiato in maniera molto consistente. Sentiamo. Sesti Levante come sta affrontando la problematica legata alla mareggiata e quali lavori stanno iniziando? Siamo intervenuti dopo la sommergenza su Renà in questi giorni con il consolidamento del fronte attraverso il posizionamento di tutta una serie di massi e di scogliera, diciamo, digradanti per consentire l'accesso alla spiaggia e quindi andare a recuperare quello scavo che era stato fatto dal mare. Sono state aperte le buste per l'assegnazione di un
ulteriore lavoro, di un nuovo affidamento che prevede la riprofilatura della costa di quel terrapieno che il mare aveva proprio rotto, diciamo, separato in due. E quindi i lavori ci auguriamo che già nella metà fine della prossima settimana di questo affidamento possano iniziare, in modo davvero da procedere e arrivare prima di Pasqua ad avere la spiaggia almeno risistemata. Poi ci sono problemi più grossi di erosione e insomma problematiche più rilevanti sulle quali occorrono finanziamenti diversi, però insomma un passo avanti molto importante di ripristino è stato fatto e continua ad essere fatto. Che lei sappia, i privati sono riusciti a ripartire, pensiamo tipo all'Hotel Miramare e così via? L'Hotel Miramare sta lavorando proprio, in questi giorni siamo andati a verificare che stanno lavorando, hanno molto da fare, per cui anche loro penso che aspettino delle risorse, ma credo che stiano lavorando con l'obiettivo di poter riaprire, insomma, quando la stagione non è ancora iniziata. E nello stesso tempo noi stiamo cercando di dare una maggiore sicurezza all'Hotel Miramare, ma non solo, anche a tutte le abitazioni che sono nella zona. È stato già affidato un primo lavoro di ripristino della diga di Portobello, assegnato, gli occorrono le autorizzazioni sia della Regione che della Capitaneria per il posizionamento dei massi. Appena arriveranno le autorizzazioni pensiamo ragionevolmente a fine mese possano avvenire i lavori di primo consolidamento della diga. Andiamo adesso a Genova con un'ultima ora che riguarda le vicende del crollo del ponte Morandi. Autostrade per l'Italia ha comunicato al commissario Bucci l'impegno a pagare il ponte di Genova, gli immobili di sfollati e imprese e quanto distrutto con il crollo. Come avevamo detto, non ricostruirà ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa, così il ministro delle infrastrutture Toninelli. La comunicazione di ASPI è arrivata nei 30 giorni stabiliti dalla legge di conversione del decreto Genova. I fondi arriveranno alla struttura commissariale che li girerà a proprietari e inquilini. Questa è l'ultima ora battuta dal televideo RAI. E sono 115 le imprese liguri danneggiate dal crollo del ponte Morandi che hanno già ottenuto il via libera alla delibera bancaria per l'accesso al fondo di garanzia attivato da Fils in collaborazione con gli istituti di credito bancario e Confidi. Circa il 60% delle domande accettate provengono dall'area genovese. Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha incontrato a Genova il ministro il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore all'istruzione Ilaria Cavo per fare il punto sull'attuazione di diversi progetti, fra cui le iniziative messe in atto per far fronte alle emergenze dopo il crollo del ponte Morandi e dopo la mareggiata. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. In particolare si fa riferimento al finanziamento di 3 milioni di euro del Ministero che da settembre consente ad oltre 2.000 studenti genovesi di proseguire gli studi nelle scuole di appartenenza con taxi per gli sfollati, scuola bus per le elementari in Valpolcevera, navetta di collegamento per le superiori. Grazie ai fondi ministeriali, inoltre, è stato attivato il servizio di videoconferenza per gli alunni di Portofino che potranno seguire le lezioni dalle loro classi di Santa Margherita Ligure quando le condizioni del mare non permetteranno di raggiungere la scuola con il traghetto. Iniziative che il Ministro ha promesso di continuare a sostenere. Bussetti ha inoltre manifestato l'impegno al completamento del polo universitario marittimo della Spezia perché l'Ateneo possa disporre degli spazi dell'ex ospedale militare attualmente ancora in parte occupati dalla Marina. E restiamo in tema di scuola perché ha preso il via questa mattina a Chiavari il progetto Si fa STEM promosso dal Soroptimis International Club in collaborazione con il liceo chiavarese. Rivolto alle studentesse delle scuole secondarie, vuole promuovere le potenzialità delle discipline scientifiche e tecnologiche in ambito universitario. Sentiamo. Guidare le studentesse liceali ad una scelta consapevole del proprio futuro percorso universitario, una scelta libera da pregiudizi e stereotipi e consapevole di cosa si andrà a studiare e quali prospettive di lavoro avranno una volta finito. E questo è l'obiettivo del progetto Si fa STEM, dove il Si è l'acronimo di Soroptimis International, realtà che sta portando avanti il progetto in tutta Italia coinvolgendo più di 100 scuole, e STEM sono le discipline scientifiche e tecnologiche. Il progetto si articola in 3 incontri con giovani universitari
universitarie, con donne di successo nell'ambito scientifico e con giovani del MIT di Boston. Più di 4.000 le ragazze coinvolte lungo tutto lo stivale, decine quelle dei diversi indirizzi del Liceo Scientifico di Chiavari, che nella sede del Liceo delle Scienze Umane di Salita Santa Chiara a Chiavari hanno avuto l'opportunità di conoscere le potenzialità offerte da quei settori scientifici in questi ultimi anni sempre più apprezzati dalle giovani studentesse. Quest'anno abbiamo dedicato un progetto nazionale che si chiama Si fa STEM e abbiamo avuto la fortuna che la preside ci ha dato la possibilità, la preside dottoressa Loero Daniela, ci ha dato la possibilità di poter esporre alle giovani dei 3 licei di Chiavari, liceo scientifico, liceo classico e scienze umane, alle ragazze, cioè di esporre alle ragazze questo bellissimo progetto che riguarda praticamente la promozione alle facoltà scientifiche da parte del pubblico femminile. Abbiamo qui con noi, oltre alla nostra preside, la referente nazionale di questo progetto del SOR Optimist, che è la dottoressa Laura Marelli, che è venuta appositamente per noi qui a Chiavari, che appunto esporrà alle ragazze il nostro progetto importantissimo. La pagina diocesana adesso, domani e domenica ci saranno gli ingressi dei nuovi parroci che subentreranno a Don Stefano Mazzini nelle comunità di Sant'Andrea e San Pietro di Rovereto. Domani alle 15 il Vescovo accompagnerà nella chiesa di Sant'Andrea di Rovereto a Chiavari Don Giacomo Canepa, che prenderà la guida della comunità diventando anche il rettore del Santuario delle Grazie. Domenica invece, sempre alle 15, farà il suo ingresso come parroco di San Pietro di Rovereto a Zoagli Don Fabio Mazzino, anche in questo caso accompagnato da Monsignor Tanasini. Entrambi i sacerdoti manterranno gli incarichi attuali. E un'esperienza di fede intensa. I pellegrini che hanno visitato la Terra Santa nel tempo di Natale hanno descritto così le giornate vissute nei luoghi dove Gesù è nato. Durante il pellegrinaggio diocesano, Don Fabio Mazzino ha raccontato e ha raccolto le loro testimonianze. Sentiamole. Una immersione totale nel cuore della fede cristiana, nell'incontro con una persona, quella di Gesù, vissuta in un determinato momento nel tempo e nello spazio. È stata l'esperienza delle 60 persone che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano in Terra Santa nei giorni immediatamente successivi al Natale. Da Nazareth a Gerusalemme, seguendo un itinerario tradizionale, i pellegrini si sono immersi in quella che è stata la realtà in cui ha vissuto il Figlio di Dio, vedendo con i propri occhi ciò che lui ha visto. Nazareth è stata la prima tappa del viaggio. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il senso di nascondimento di Gesù, il fatto che sia vissuto qui 30 lunghi anni, nascosto praticamente dal resto del mondo. E questo mi riporta alla vita familiare di Gesù, quindi all'essere figlio di sua mamma e di suo papà, quindi la quotidianità di Maria e di Giuseppe. Anche quando si torna a casa è una cosa che rimane dentro, anche quando si leggono i Vangeli è tutto in un'altra ottica sicuramente. Al Monte Tabor la riflessione sulla trasfigurazione. Qui che ha manifestato la sua divinità, l'ha voluto fare con i 3, possiamo dire i suoi 3 preferiti, e lo possiamo dire perché anche lui avrà avuto le sue preferenze, perché era vero Dio e soprattutto vero uomo, e quindi come vero uomo sapeva amare nella maniera meravigliosa. Forse il momento più particolare è stato il silenzio nel deserto e attraversando il lago di Genezaret. L'esperienza che ho fatto io, i miei 80 anni, penso che la migliore in assoluto di tutte le strade e le vie del mondo è ascoltare il silenzio. Augurerei a tutti di arrivare ad ascoltarlo. Per alcuni il pellegrinaggio è stato un ritorno alle proprie radici, per altri la riscoperta di una fede sempre attuale. Noi chiediamo sempre qualcosa al Signore, soprattutto quando siamo in pericolo, cioè abbiamo un momento di crisi, chiediamo sempre continuamente delle cose al Signore e non stiamo mai a ascoltarlo. Secondo me questa è la cosa che mi ha colpito di più. Beh, io sono stato allevato dai preti e avevo dimenticato tutto. Qui li ho ritrovati i vecchi insegnamenti.
Le interviste e le immagini realizzate nel corso del pellegrinaggio in Terra Santa verranno trasmesse questa sera nel corso della rubrica diocesana di Telepace e Noi Chiesa, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Andiamo a vedere anche gli altri argomenti trattati nei titoli della puntata. Gesù va cercato con perseveranza e attraverso la guida della Chiesa, così il Vescovo nella messa per l'Epifania oggi ha spiegato: c'è chi rinuncia a trovare Gesù nella propria vita. Il Natale non è lontano perché è nei nostri cuori. Con questo spirito i fedeli ucraini hanno celebrato la nascita di Gesù. Lontani da casa hanno rivissuto a Chiavari le tradizioni della festa. Hanno trascorso il Capodanno in Terra Santa i 60 pellegrini che hanno iniziato l'anno nei luoghi di Gesù, un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Mettere al centro Gesù per dare un senso vero e pieno alla propria esistenza, il messaggio del Vescovo ai gestori delle attrazioni del Luna Park nella messa del tempo di Natale presieduta in Colmata a Chiavari. Il motivo della nostra festa è che siamo figli di Dio. Nel tempo di Natale la messa del Vescovo nella casa di riposo Le Due Palme di Sestri Levante. Voltiamo pagina: 4 bus, 5 appuntamenti con l'opera e 1 con il balletto. Sono i numeri che evidenziano l'accordo tra il Teatro Carlo Felice di Genova e ATP Esercizio. In linea con l'obiettivo di svolgere il proprio ruolo al servizio dei territori, ATP ha messo a disposizione delle persone che vivono nelle vallate della città metropolitana, nel Tigullio, nel Golfo Paradiso, 4 bus per collegare i comuni al teatro genovese. Il servizio Le Valli all'Opera sarà a disposizione in occasione di alcune rappresentazioni domenicali di opera e balletto. Partirà il prossimo 3 febbraio in occasione della Bella Addormentata con l'allestimento del balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo. Poi il calendario di Valli all'Opera continuerà con 5 appuntamenti operistici. Il Simon Boccanegra sarà il 17 di febbraio, Don Pasquale il 10 marzo, la Tosca il 5 maggio, la Cavalleria Rusticana il 26 maggio e si concluderà il 16 di giugno con il Madama Butterfly. E nel borgo di San Saturnino di Moneglia per un giorno si è potuta vivere l'atmosfera che si respirava nella Betlemme dei tempi di Gesù. Questo grazie agli abitanti del borgo che per il secondo anno hanno realizzato il presepe vivente. Vediamo. San Saturnino, il borgo si trasforma per una giornata nella città di Betlemme. Come è organizzata questa giornata e come si svolge? La giornata si svolge proprio con un'atmosfera di Betlemme e tutte le persone che sono arrivate, sia figuranti che visitatori del presepe, vivranno questo momento, stanno vivendo questo momento perché tutti si devono più o meno censire, entreranno dentro e mangeranno, saranno ospitati, saranno cacciati. E quindi proprio sarà un'atmosfera serena e tranquilla. Cioè abbiamo cercato di far rivivere la Betlemme di una volta. Quanti figuranti, quante persone sono coinvolte in questa iniziativa? Saranno circa un centinaio, perché abbiamo continuato a vestire persone che noi non pensavamo mai. All'ultimo momento sono arrivati personaggi. Devo anche riconoscere che abbiamo chiesto dei costumi alle Grazie d'Amore che hanno contribuito molto, anzi loro sono molto vicini a noi. E quindi anche troverete dei vestiti poveri, però dei vestiti anche di un certo spessore, questi sono i loro. Questa giornata è una giornata importante per il borgo di San Saturnino. Quanto è sentita? Beh, molto sentita come manifestazione, come anche altre che facciamo, però questa qua diciamo che poi è la prima dell'anno che facciamo e quindi forse ha un significato anche diverso, differente dalle altre. Che cosa rappresenta per te un evento, una giornata come quella di oggi? Tanta gioia perché ci permette di stare tutti insieme prima di tutto e di dare anche un senso spirituale alla nostra comunità. È un momento per stare tutti quanti insieme ricordando una cosa che dovrebbe unirci assolutamente e speriamo che questo serva a farci ricordare quelli che sono i principi importanti con cui vivere e per cui vivere.
I mercatini di Natale di Monleone, organizzati da commercianti, Comune Croce Rossa, Comitato Festeggiamenti, Gruppo Alpini e Oratorio di Maria Ausiliatrice, hanno permesso di effettuare 3 donazioni di solidarietà. 1.200 euro sono andati rispettivamente al Comitato di Cicagna della Croce Rossa e all'Oratorio Maria Ausiliatrice di Monleone. 312 euro invece sono andati alla Chiesa di Monleone per sostenere il pagamento della rata del mutuo dell'oratorio. E Open Day della Scuola dell'Infanzia Comunale San Giovanni Bosco di Caperana, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito. A partire dalle 15 domenica le insegnanti e lo staff accoglieranno le famiglie interessate nella sede di Via Parma a Chiavari. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti per sabato 12 gennaio dalle 8 alle 12 nella sede di Via Martiri del Turchino 2 a Santa Margherita Ligure si svolgerà una raccolta straordinaria di sangue, plasma e piastrine promossa dalla locale sezione dell'Avis. Tornano a Chiavari il mercatino dell'antiquariato e gli artisti di strada. Dalle 8 alle 20 l'appuntamento con l'arte e le curiosità del tempo passato in esposizione nel centro storico. Dalle 10 alle 12.30 si terrà una giornata di Open Day all'Istituto Liceti di Rapallo. Si potrà conoscere l'offerta formativa, visitare i locali della scuola e prendere parte ai laboratori organizzati dai docenti e dagli alunni. #Welcoming Europe per un'Europa che accoglie è la campagna di raccolta firme a cui ha aderito la cooperativa Zuccheramaro. Dalle 10 alle 13 si potrà sottoscrivere la petizione in via 25 aprile a Sestri Levante, angolo Rossignotti. Open Day all'Istituto Natta di Ambrosis di Sestri Levante. Dalle 15 alle 18 l'istituto sarà visitabile e gli insegnanti saranno a disposizione per illustrare l'offerta formativa. All'Auditorium di Ferrada di Moconesi a partire dalle 15 si svolgerà la cerimonia di premiazione della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontanabuona. Storia, misteri e leggende di Valle Cristi, il tema dell'incontro che si terrà alle 16 nella sede di Villa Quiroro a Rapallo con lo storico e scrittore Pietro Burzi. Dalle 16.30 nella palestra dell'Istituto Gianelli a Chiavari saranno celebrati i 20 anni del Taekwondo a Chiavari, ospite d'onore il maestro Nono Dan Yang Gil Park. Uscio rende omaggio a Giovanni Gionin Maggi. Alle 16 in Piazza della Resistenza, all'ex Dolce Vita, sarà commemorata la figura dell'artista che con le sue opere ha dato lustro al paese natale. Nell'ambito della rassegna Uomini e Navi alle 17 nella sede della Lega Navale di Chiavari, Flavio Bertini parlerà dei musei navali nel mondo. Alle 17 a Villa San Giacomo, nel complesso di Villa Durazza Santa Margherita Ligure, sarà inaugurata una stanza dedicata alla figura di Camillo Sbarbaro. Chi ha paura del lupo? Uomini e lupi, una convivenza possibile. Il tema sarà approfondito dalle 17 nel piccolo auditorium della Filarmonica di Chiavari da Daniela Eccoti e da Elena Gabbi. Alle 21 all'Auditorium Campodonico di Lavagna sarà ospitato l'omaggio tributo al rock dei Queen e Sara Vergnano, voce cantante, affiancata da ospiti speciali, ripercorrerà la storia dei brani più famosi. Ed infine il coro Voci d'Alpe del gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure proporrà un concerto benefico alle 21 della Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari. L'incasso della serata sarà devoluto alla mensa dei poveri. Apriamo la pagina dello sport. Domani alle 17.30 nella piscina di Largo Pessagno la Chiavari Nuoto scende in vasca per il primo impegno del campionato di Serie B di pallanuoto maschile contro il Rapallo. Subito un derby dunque per i verdeblu che si sono presentati ieri nel corso di un affolato incontro a cui hanno partecipato oltre alle istituzioni anche i vertici del nuoto regionale e nazionale. Per il nuovo allenatore Andrea Pisano, che ha alle spalle una lunga esperienza nelle squadre del Ponente Ligure, l'impegno stimolante di essere al tempo stesso allenatore ed educatore di una squadra molto giovane. Cosa ci si aspetta da questa squadra? È una squadra molto giovane, età media 20 anni, abbiamo un sacco di ragazzi all'interno delle squadre giovanili, quindi per noi il test importante, la curiosità che tutti noi abbiamo e la speranza è che i nostri ragazzi, grazie poi al nostro allenatore, siano in grado di poter tenere il campo con giocatori di esperienza, quindi già grandi, ecco, perché comunque nel campionato di Serie B ci sono tanti giocatori di grande esperienza. Quest'anno la Chiavari Nuoto ha chiamato a allenare la prima squadra Andrea Pisano, un investimento importante per la Chiavari Nuoto proprio per far crescere i ragazzi e affrontare al meglio questo campionato di Serie B. È un grande allenatore, in direi 20 anni tutti i giocatori più forti di Savona sono stati allenati, quindi gente che comunque è andata in nazionale,
giocatori d'altissimo livello sono stati formati da Andrea Pisano. Incarna proprio quello che desideravamo, cioè l'educatore, l'allenatore con una esperienza tale da poterci consentire, spero finalmente, di poter ripartire con il progetto Giovani, Ragazzi, Crescita. Devo dire che ho sposato, parlando con Claudio Zadra e Danilo Ghio, ho sposato assolutamente questo progetto perché penso di poterlo vestire nel migliore dei modi e quindi è molto molto stimolante. Cosa ci si può aspettare da questa squadra? La squadra ha enormi margini di crescita. Mi aspetto un inizio duro per i ragazzi perché hanno poca esperienza e quindi è comunque un campionato sì di Serie B, quindi non di A2 o di A1, però un campionato di adulti e quindi il ragazzo quando si pone in confronto a un adulto a livello di cattiveria, a livello di forza fisica paga qualcosa. Quindi vediamo un attimo come sarà la loro reazione. Con lo sport si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace, poi la rassegna stampa alle 12:45 la prima edizione di TG Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.